nato, ma per crescere. Lo spirito di servizio dei tanti giovani presenti, il clima di famiglia tra tutti i partecipanti, l'esperienza del silenzio e della preghiera nei diversi momenti liturgici. Sono questi i tesori che riportano a casa i fedeli che nei giorni scorsi hanno partecipato al pellegrinaggio degli ammalati al santuario di Nostra Signora di Lourdes, organizzato dall'Unità Alsi Ligure. La Santa Messa, celebrata dalla grotta di Massabielle, ritornata accessibile dopo l'allagamento provocato dalle forti piogge che hanno accompagnato i primi giorni del pellegrinaggio, è stato il momento che ha concluso la 4 giorni al santuario, dopodiché i fedeli provenienti dalla Liguria, chi in aereo e chi in pullman, hanno fatto ritorno a casa. Tra gli oltre 300 partecipanti anche il vescovo di Chiavari, Monsignor De Vasini, che ha accompagnato i pellegrini nei diversi momenti che hanno scandito la preghiera e il cammino di fede guardando a Maria. Questa è la terza volta che vengo a Lourdes e ogni volta Lourdes lascia in me un segno profondo, nel senso che mi aiuta a ricentrare un po' la mia vita sulle cose che contano e sulle cose che non contano. Che cosa mi ha più colpito in questi giorni? Beh, intanto i giovani, numerosi, vederli portare le carrozzine, vederli distribuire i pasti in refettorio, vederli dialogare con gli anziani, con gli ammalati, è stato veramente consolante e lascia ben sperare per il futuro. Un'altra cosa è il clima di famiglia in cui abbiamo trascorso insieme questi giorni, un clima che ha fatto a tutti un gran bene. Queste sono un po' le cose che mi hanno colpito, insieme devo dire anche al raccoglimento che c'è stato in occasione delle varie celebrazioni, penso alla processione eucaristica, ma penso anche al rito dell'acqua, alle confessioni, all'unzione degli infermi. Quindi approfitto di questa intervista per ringraziare chi ha organizzato, chi ha partecipato, grazie veramente di cuore e alla prossima.